Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritade e giuso inframortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre. Bentornati a Biazantes. Abbiamo appena sentito il grande Vittorio Gassman cimentarsi nella lettura di un canto del Paradiso, della Divina Commedia ovviamente, perché oggi, come vi avevamo detto in chiusura la settimana scorsa, parleremo di Dante Alighieri in occasione del suo 700° anniversario di morte. Ed è con noi Bruno Lombardi. Buongiorno Bruno. Buongiorno a te e a tutti a casa. Allora Bruno, la prima cosa che mi viene da dirti è una. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai in Sardegna. Ma bellissimo. Dante, che ha scritto qualcosa anche sulla Sardegna, ma c'è stato, non c'è stato, è un sentito, lo ha scritto per sentito dire oppure le ha vissute davvero queste cose? Guarda, non so risponderti esattamente a questo. Certamente nella Divina Commedia ci sono dei riferimenti che riguardano la Sardegna, mi viene in mente così, non so, le donne della Barbagia, c'è appunto un passo che parla di questo, e anche certamente, se non ricordo male, di alcuni personaggi illustri. Ma la bellezza di questa puntata di oggi, ovviamente, che tu hai rimarcato giustamente, no? Insomma, di Vittorio Gassman, appunto abbiamo visto questa sua magnifica interpretazione, è capire, dopo 700 anni, la Sardegna che cosa sta facendo o ha fatto per Dante Alighieri? Beh, certo, la società Dante Alighieri, appunto il tema di oggi, che è una società nazionale, appunto molti a casa magari non sanno queste cose, anche in Sardegna ha le sue sedi o i suoi comitati, e anche Sassari, c'è anche Cagliari, c'è anche Alghero se non ricordo male, ma c'è stata anche al tempo, ed appunto noi adesso ci rivolgiamo a 100 anni fa, andiamo intorno ai primi del Novecento, in Sardegna c'era anche ad Iglesias una società Dante Alighieri. Perché andiamo indietro di 100 anni, carissimo Graziano? Perché c'è stato un convegno nazionale a Cagliari e a Sassari della società Dante Alighieri. Quindi è un evento importante. Un centinaio d'anni fa questo. Certo, perché la società Dante Alighieri nasce a fine 800, se non ricordo male nel 1889, grazie a un'intuizione, alla volontà del grande Giosuè Carducci e di altri intellettuali. E poi però nel 1907 viene anche definito in questo congresso un passaggio molto importante che ancora oggi esiste nella società Dante Alighieri, cioè quello di far conoscere l'italianità, non solo quindi la cultura italiana, ma quindi anche il modo di vivere, diciamo così, la mentalità italiana all'estero anche. Quindi è proprio un modo per raggiungere l'Italia attraverso la cultura, ma anche il punto di vista sociale. Quindi è una società molto importante che qui a Sassari ha visto anche dei personaggi molto di rilievo. Tra i fondatori della società noi abbiamo anche del comitato sassarese, abbiamo anche Luigi Falchi, un personaggio molto importante, e mi fa piacere in questa puntata poter far conoscere ai nostri amici a casa la figura di questa signorina Milda Pons, che ha ricevuto delle benemerenze dalla società Dante Alighieri di Sassari, perché era una grande intellettuale. Sono celebri nelle cronache del tempo le sue conferenze, addirittura anche su Leonardo da Vinci, su Dante stesso, ma anche su altri temi. Quindi bisognerà che molti smettano magari di pensare ad una donna dell'Ottocento ferma così all'uncinetto, oppure solo per maritarsi e basta. No, c'era grande intellettualità, c'era un grande aspetto intellettuale in città. E la società Dante Alighieri, per il congresso, è bello dire queste cose. 1907 si arriva a Sassari, vengono messi a disposizione dei locali, ovviamente quindi pagati dalla municipalità,
Il corso, si dice in quelle, no? In quelle cronache, il corso addobbato a festa, vanno a prenderli alla stazione con la banda cittadina, quindi insomma in pompa magna. Era una giornata di pioggia, adesso non sappiamo se esattamente, non ricordo se fosse a maggio o settembre, comunque grandi festeggiamenti dove appunto vengono sistemati alcuni degli aspetti dello statuto stesso della società per far sì che questa poi ancora oggi sia un'eccellenza, e la Sardegna è parte di questa eccellenza. E la sardità non va contro l'italianità in questo senso, cioè questi grandi personaggi di Luigi Falchi e tutti gli altri personaggi, c'era anche Pompeo Calvia, benché fautori della sardità, non vanno assolutamente in scontro con l'italianità, e quindi mi sembrava giusto oggi celebrare per questi 700 anni, riportare queste notizie storiche di un grande congresso di una città, anche Cagliari ovviamente, molto molto che aperta. si è operata quindi per sì. celebrare il sommo poeta. Certo, e non potevamo farlo che con l'apertura di Vittorio Gassman, come tu hai magistralmente introdotto. Va bene, giovedì prossimo ci vediamo. Giovedì prossimo ci vediamo e iniziamo anche a portare ancora di più in profondità i nostri temi, parleremo di tante Sei già cose. in grado di dirmi qualcosa? Giovedì sì, giovedì noi facciamo magari forse un po' più un regalo ai nostri amici sassaresi e parliamo della Torres, ma non parleremo di calcio, andiamo nei primi del Novecento e vediamo cosa faceva questa Torres, ma soprattutto cosa ha combinato al di fuori della Sardegna, ed è una storia molto parliamo interessante. della SEF Torres, Società Educazione Fisica. Parliamo appunto dei ginnasti della Torres, ma sarà interessante, appunto vedranno che parleremo di un aspetto sociale molto importante, quindi lo sport, E allora? lo sport è un avvenimento sociale. Perfetto, e allora ci vediamo giovedì prossimo con una nuova puntata di Biazantes, parleremo appunto di Torres.